abbiamo colto l'occasione dell'8 marzo e quindi della giornata internazionale della donna per esprimere attraverso questa panchina rossa la nostra partecipazione a questo evento, riconoscere quindi nell'ambito del nostro comune l'importanza del genere femminile, che molto spesso viene considerato, diciamo, in maniera limitata nella nostra società. Questo è un messaggio ovviamente di pace e con questo tipo di messaggio noi pensiamo di poter in qualche modo dare un piccolo contributo da Cappella Maggiore a risolvere alcune situazioni, diciamo, di degrado, situazioni di violenza che porta purtroppo al non rispetto fra gli esseri umani. Il senso della panchina è chiaramente riconosciuto universalmente, non siamo il primo comune né saremo l'ultimo a fare questo tipo di attività. La popolazione in generale ha accolto questo tipo di messaggio, come ha visto, in maniera partecipata. Stasera erano presenti tanti ragazzi ma anche persone di ogni età e questo sicuramente è un segnale positivo di accoglienza benevola di questo tipo di messaggio. L'iniziativa della Panchina Rossa che il comune di Cappellamaggiore ha fatto in occasione della giornata internazionale della donna dell'8 marzo 19, ma che è comune anche a tanti altri comuni del nostro territorio. Questo lo dico perché nella mia veste di coordinatrice del tavolo sulla violenza domestica e lo stalking cerchiamo di portare avanti in tutti i territori, in tutti i paesi del distretto 7 della nostra USL, la sensibilizzazione della gente, delle persone, perché la lotta contro la violenza parte dalla sensibilizzazione, dalla consapevolezza che questo è un problema, che è un problema non solo delle donne ma dell'intera società. Perché una volta che c'è violenza nei confronti delle donne ne soffre la famiglia, ne soffre l'ambiente in cui queste donne vivono e quindi è chiaro che deve essere proprio fatta e presa consapevolezza perché queste donne non si sentano sole e soprattutto per prevenire questo drammatico fenomeno.